Buongiorno, vi do il benvenuto al Festival di Cinema Zero che porta il cinema documentario in città e oggi abbiamo moltissimi ospiti, quindi vado subito a presentarvi alcuni di loro. E ci sono anche degli ospiti speciali di cui abbiamo saputo questa mattina e siamo molto felici che siano qui con noi, arrivano dal Messico, quindi oggi viaggeremo davvero in tutto il mondo. Questo evento è realizzato in collaborazione con l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente della nostra regione, quindi dopo ci sarà anche un loro intervento, ma intanto voglio chiamare accanto a me i rappresentanti della tribù Raramuri del Messico, dello stato Chihuahua del Messico, e prego venite, raggiungetemi. Miriam Hernandez, Isabel Monarca e Lorenzo Pajarito. Se volete vedere il film che racconta il luogo da cui loro provengono, che è un luogo speciale, e loro hanno un rapporto speciale con la foresta e con l'ambiente, con la natura, potete andare allo stand di realtà virtuale. Avete presente, no? Dove con i visori si può vedere un mondo lontano da qui, come se si fosse lì, quindi anche un'esperienza particolare da vivere. Lo potete fare in Piazzetta Cavour, c'è appunto questo parallelepipedo che sicuramente vedrete, andate lì e vi fate dare il visore e guardate uno di questi documentari o più di uno, e uno di questi proprio racconta la storia di questa tribù Raramuri. Allora io chiedo a Miriam Hernandez di dirci di dirci qualcosa sul perché avete fatto questo film. Perché... Ah, ellos primero? Vale, allora prima mi dice Miriam che parleranno Isabelle e Lorenzo, e ecco, vi chiedo come mai siete qui dal Messico e come mai avete deciso di raccontarvi attraverso un film. Perché eligieron hacer esta película? Cuiraba es un saludo a mi comunidad. Mi nombre es Isabel Monarca Cruz. Vengo de México, está Chihuahua, está al norte, Barrancas del Cobre. Por nosotros nos tocó sobre la lucha del territorio, anduvimos 13 años. Pues ahorita ya reconocimos, pues ahí vivimos nosotros y decidimos tener un proyecto que estamos trabajando que se llama Experiencia Rarámuris. Ahí estamos trabajando. Y de ahí decidimos hacer un realidad virtual, porque nosotros ahí vivimos y queríamos que saliéramos en el video Rarámuris, la Baja Tarahumara. Ahí seguimos nosotros. Gracias. Dunque Isabel si è presentata, ha detto che da dove viene e hanno deciso di raccontarsi attraverso un video di realtà virtuale per far conoscere il posto da cui arrivano. Chiedo anche a Lorenzo Pajarito. Así es, mi nombre es Lorenzo Pajarito. Pues vivo donde mismo, pues en el estado de Chihuahua, país México, un lugar que se llama Barrancas del Cobre. Está cerca en Divisadero, en Krill, toda esa parte, una barranca muy hermoso lugar. Nosotros decidimos hacer ese video
Pues para demostrar de cómo vivimos, qué hacemos en las comunidades de cada uno de nosotros. Nosotros viviendo ahí en las comunidades, pues trabajamos en conjunto, todos juntos para poder salir adelante como pueblos hermanos, como Tarahumara, 100% que vivimos en esa parte, en ese lugar. Las Barrancas del Cobre, estamos defendiendo para que no destruya nuestro territorio, estamos defendiendo el bosque, el agua, defendemos la tierra, porque hay mucha destrucción, hay mucha contaminación, pero estamos defendiendo como pueblos originarios del pueblo Tarahumara para poder cuidar nuestro planeta. Seguimos viviendo ahí en esta parte. Muchos se han destruido, pero estamos protegiendo también para que los que vienen atrás sigan viviendo a gusto como vivimos nosotros. Gracias. Grazie. Ecco, anche Lorenzo arriva dallo stesso luogo e loro hanno deciso di raccontare come vivono in una comunità in cui stanno tutti uniti, lavorano insieme in equilibrio con l'ambiente, difendono il bosco, l'acqua, la natura rispetto a un tentativo continuo di distruzione e inquinamento. E quindi loro lo fanno per difendere la loro terra, il loro rapporto speciale con la terra, ma anche per tutto il pianeta. Yes. Hi, I'm Miriam, and we would really like that you come to see our film in the VR space so we can share more, because this is a very precious film for us, because we created it together. We decided the music, the sceneries, everything was made as part of a co-creation process. And we created a movie about the co-creation process and an ethical checklist about immersive storytelling, because we think that films and virtual reality should be tools for equity and for self-representation and voice amplification. Thank you so much for having us here. We're very happy in Pordenone. Thank you. Spero che verrete a vedere il nostro film nella realtà virtuale. Credo che sia un film molto prezioso, molto caro, perché è stato il frutto di un lavoro di co-creazione, dalla musica alla storia, tutto, e abbiamo fatto un film proprio su questo processo di co-creazione e abbiamo anche aggiunto una checklist etica e appunto credo che questo film sia il modo per dare voce e uguaglianza a questo popolo. Grazie. Grazie mille. Allora, insomma, ragazzi, avete sentito, andate a vedere il film su questo luogo così lontano, magico, ma sarà sicuramente meraviglioso. Grazie.